Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vedremo l'ultima legge portata insomma, alla conoscenza dell'Ermete Trismegisto e che abbiamo appunto già iniziato a conoscere una dopo l'altra fino a giungere appunto alla decima. Decima e ultima legge che cita, leggo perché a memoria non la so. Ciò che ho detto dell'operazione del Sole, operazione intesa anche come opera, è perfetto e completo. Qual è il simbolo associato a questa legge? Abbiamo visto finora che ogni legge può essere associata a una forma geometrica che corrisponde appunto alla capacità vibratoria, ma anche all'insegnamento nascosto da questa forma e ciò che vuole insegnarci. Abbiamo in questo caso il cerchio col punto al centro. È chiaramente un simbolo che conosciamo già molto bene, è il simbolo del Sole, ma adesso andremo a vedere perché è così importante e abbiamo comunque anche una seconda versione del simbolo associato a questa legge ed è questo, che può essere anche interpretato come l'otto rovesciato. Ora vediamo, andiamo per gradi comunque. In questo caso abbiamo un punto all'interno e un cerchio esterno che circoscrive il punto. Il punto raffigura l'essere finito nel mare, nel tutto del creato. Abbiamo appunto la raffigurazione del microcosmo e del macrocosmo. Il microcosmo siamo anche noi, ogni essere vivente è il perfetto centro dell'universo, che per quanto possa essere considerato infinito, in realtà scopriamo che è l'infinito relativo, dunque è un infinito che è finito, cioè tutto è circoscritto intorno a lui, è un continuo divenire, ma ha una sua struttura finita. È un concetto abbastanza sottile, però ci spiega appunto come questo continuo divenire, che è raffigurato anche dal serpente che si morde la coda, il cerchio col serpente che si morde la coda, e che parla proprio della progressione costante, continua, del moto perpetuo dell'universo e del creato. E dove si mette al centro appunto l'individuo che entra in perfetta relazione e in perfetto equilibrio con tutto il creato. Dunque è un simbolo di estremo equilibrio ed è la realizzazione perfetta. Non per niente il Sole è il simbolo della grande opera. Abbiamo dunque molti significati raccolti in questo simbolo e sono i significati anche della decima legge di Ermete Trismegisto. Cos'altro è possibile apprezzare attraverso questa legge, attraverso questo simbolo? Possiamo associarli ai valori matematici dell'1 e dello 0, ma in altri termini del meno 1 e del più 1. Perché questo? Abbiamo quest'altro simbolo. Un altro modo di interpretare l'operazione del Sole, che è perfetta e completa, dove per perfetto e completo si intende proprio, come ho detto, l'armonia della comunicazione, dell'interrelazione del microcosmo col macrocosmo. In questa versione del simbolo noi abbiamo un altro punto di vista relativo alla perfezione e alla complessità del tutto, che a questo punto, essendo questa legge la legge che va a chiudere, ma che conferma tutto quello che è stato detto precedentemente e che dunque si fa alfa e omega di inizio e fine, causa prima e conclusione, dunque è un ciclo che torna su se stesso. Ecco ancora la figura del cerchio. Dicevo
L'altra versione è nella valutazione della polarità di tutto il creato. Dunque abbiamo due forze che si muovono sempre in modo circolare perché tornano su se stesso, un moto perpetuo, un moto continuo, ma che viaggiano in due direzioni differenti. Noi potremmo mettere due frecce così e che una volta dato avvio al movimento, esso prosegue in modo indefinito e indeterminato, a tempo indeterminato, e per mantenere appunto sempre il perfetto equilibrio. Dunque, cosa possiamo capire da questa legge? Che intanto è detta una cosa importante: se il moto è circolare, allora dobbiamo aspettarci che qualsiasi cosa si muova in questo universo seguendo una linea curva e non una linea retta. In effetti, se noi osserviamo, facciamo un semplice esempio: se una persona camminasse dritto, disegnando una linea dritta, è impossibile che vada dritta, perché la Terra, essendo sferica, cioè la persona camminando sempre dritto tornerebbe al punto di partenza. Anche qua dunque non è una linea dritta, anche se l'illusione camminando è quella. In realtà ogni corpo che si muove nello spazio o sulla Terra segue delle leggi fisiche molto, molto strutturate, molto importanti e che sono condizionate dalla gravità, dalla legge di gravità. Dunque qualsiasi cosa che si muova anche nello spazio comunque si muoverà rispettando le forze di gravità dei vari pianeti che va a incontrare, dunque orbiterà mai in linea retta, se non per dei tratti molto brevi. In realtà sarà sempre condizionato da questo campo di curvatura di cui è stato parlato molto, soprattutto dalla fisica più recente e dalle teorie più nuove, ma è un qualcosa che già in magia era conosciuto ed era risaputo proprio grazie alla conoscenza delle leggi della creazione, le leggi magiche che abbiamo appunto cominciato a studiare e a conoscere attraverso questo viaggio che abbiamo fatto grazie all'opera di Ermete Trismegisto. Cosa voglio dire dunque in conclusione? Dal momento che tutto segue delle leggi ben precise, la magia anche deve essere considerata come dire, valida nel momento in cui è coerente con tutti i livelli di interpretazione. Cosa significa questo? Significa che quando si enuncia una legge, essa deve essere verificabile su tutti i livelli, dal livello fisico, dalle leggi, dai calcoli matematici e scientifici che possono essere fatti, e dunque quando poi ha risonanza anche all'interno delle nostre vite, è possibile dichiararla una legge infallibile e autentica. Quando non trova questa coerenza, chiaramente è un qualcosa che non è appurabile o non è comunque affidabile. Bene, penso di aver espletato, comunque detto più o meno tutto su questo argomento. C'è ancora da dire che insomma a partire dal centro ci si muove verso l'esterno e dall'esterno ci si muove verso il dentro, verso l'interno, ed è così che infatti l'essere umano conosce se stesso attraverso l'universo e conosce l'universo attraverso se stesso. È una cosa, è un'opportunità, è una cosa grandissima ed è una cosa molto bella che ci rafforza il senso di chi siamo e che ci permette appunto di diventare sapienti attraverso l'osservazione e la conoscenza. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui.
con questo abbiamo finito il viaggio sulle leggi di Ermete Trismegisto e la tavola di Smeraldo, ma non finisce qui il percorso che abbiamo appunto intrapreso nel magnifico mondo della magia. Vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.